Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati, sempre supportati dallo CGIL del Veneto. Affrontiamo un capitolo che è molto importante, richiede la vostra attenzione perché parliamo della prestazione universale, che sono o dei soldi o dei servizi che vengono dati, io semplicizzo in due parole per prendere la vostra attenzione, soldi o servizi che possono essere dati su richiesta, perché niente viene elargito così, alle persone particolarmente bisognose, non autosufficienti, di veneranda età, over 80, ma ci sono dei ma. Non tutto oro quel che luccica, perché bisogna porre particolare attenzione. I contributi sono importantissimi perché danno una mano a chi è in grave situazione di disagio, economico principalmente, ma anche psicofisico. Ma poi la legge prevede delle situazioni un po' particolari. Per parlare di questo abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Guaggiollo, segretario dello CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E poi siamo collegati con Roger De Pieri, che è direttore INCA Veneto, l'ente che si occupa della CGIL, della previdenza per intenderci. Ben arrivato. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie. Tra l'altro l'INCA si occupa anche dell'ISE, giusto? Non proprio, è il servizio della CGIL che è il CAF, che si occupa della documentazione e delle pratiche Perfetto, il CAF. dell'ISEE. Allora, no, gliel'ho chiesto perché siccome abbiamo avuto diverse richieste da parte dei telespettatori per il discorso dell'ISEE, chi rivolgersi, allora a questo punto è il CAF, chiarito questo, benissimo, esattamente. che non vi troviate a un surplus di lavoro. Allora, Guaggiollo, prestazione universale, che cos'è sostanzialmente? Allora, partiamo intanto da questo. Nel 2023, quindi parliamo già di oltre un anno e mezzo fa, è stata approvata la legge numero 33. È una legge che noi abbiamo fortemente voluto, diciamo le parti sociali hanno fortemente voluto, per riorganizzare i servizi per la persona anziana. E quindi per andare incontro a tutte quelle che sono le esigenze, le nuove esigenze di una popolazione che sta sempre più invecchiando. Questa legge dove prevedeva che entro un anno il governo emettesse una serie di decreti delegati su tutta una serie di questioni. Cosa è successo? È successo che l'anno scorso è uscito il decreto legislativo 29 che nella buona sostanza ha rinviato ulteriormente di 12, 18, 24 mesi a seconda delle situazioni i vari temi che erano presenti, quindi sostanzialmente ha svuotato la legge esistente ed ha portato a compimento solo la prestazione universale, che è partita il 1° gennaio di quest'anno e che però per quanto ci riguarda è assolutamente non solo non sufficiente ma inadeguata a quelle che sono le esigenze. Qual è il tema? Come al solito, il fatto che si è fatta una legge importante e poi si pretende di attuarla a zero risorse, quindi o riutilizzando risorse che già erano a disposizione di questa cosa. Qual è la questione per quanto riguarda la prestazione universale? La prestazione universale è una prestazione che sostituisce l'indennità di accompagnamento, non per tutti, poi vedremo cioè perché. andrebbe a sostituire quella che è già l'indennità di accompagnamento per quelli che l'hanno ricevuta. Sì, esatto, o per quelli che dovrebbero riceverla. A cui andrebbe aggiunta una indennità di 850 euro mensili per far fronte, diciamo, alle spese documentate per quanto riguarda, quindi l'assegno di assistenza, per quanto riguarda
il fatto di avere una badante o una cooperativa che ti fornisce la badante o comunque i servizi di Quindi questo sti tipo. 850 euro, allora, leggiamo questa slide Sì, qua sì. che magari per fissare, quota fissa, comprende una quota fissa monetaria che sarebbero Corrispondente all'indennità di accompagnamento. accompagnamento. Quindi uno indennità di accompagnamento prende, 531 e continua a prendere. pronto da prendere, più una quota integrativa? Più la quota integrativa, chiamata assegno di assistenza, pari a 850 euro mensili, che servirebbe appunto per remunerare il costo che dell'assistenza. sostiene l'anziano o la famiglia per quanto riguarda i servizi di cura ed assistenza. Purché sia una persona messa in regola, quindi non il caregiver. No, purché sia una persona che abbia il contratto applicato, il contratto collettivo nazionale di lavoro, oppure sia il servizio dato da un ente, da una cooperativa che appunto dà Certo. questa cosa. Ma qual è il tema su cui io voglio tornare? Perché poi Dopo entreremo nello specifico adesso con il dirà. direttore. Il tema è che i requisiti che sono stati posti rendono praticamente impossibile entrare in questa prestazione universale o comunque la rendono estremamente. Facciamo solo due Allora, numeri. forse è meglio prima entrare nello specifico e poi fare un ragionamento politico, Sì. perché sennò i nostri telespettatori non riescono a comprendere bene. Allora, chiedo l'intervento del direttore De Pieri. Direttore, Certamente. ci spieghi bene, spieghi anche ai nostri telespettatori bene cosa vuol dire e che errori non commettere con questa prestazione universale. E magari i tempi, se ci sono. Sì. Allora, anche io, come ha detto prima Ugo, insomma, parto da una riflessione che questa prestazione, già nel titolo, se vogliamo, rende difficilmente chiaro l'argomento di cui stiamo parlando. Mi spiego meglio. È definita prestazione universale una prestazione che in realtà riguarderà, come si diceva poco fa, pochissime situazioni. Entrando nel merito, adesso lo vedremo, capiremo perché sono pochissime situazioni. Per cui, se volevo partire da una considerazione anch'io di carattere generale, se al limite mettiamo di nuovo il cartello numero 1, la slide numero 1, con quell'immagine che si vede, che in qualche modo non questa la prima, c'è una L'altra, quella foto che precedente. mostra. Sì, c'è quella persona che sta assistendo un anziano in casa propria e vediamo un atteggiamento e una modalità di essere. Arriveremo a una valutazione completamente diversa fra poco. Allora, intanto, sta prestazione universale è stata introdotta come unica prestazione di tutta la normativa che è in questo momento che si sta sviluppando sulla riforma della disabilità, che vedrà comunque un grosso cambiamento anche nel corso del prossimo anno, dal 2026, per tutte le attività che sono inerenti all'invalidità civile e alle prestazioni di invalidità. È un tema ampio di cui si discuterà in altra occasione. Dentro a questo ambito di cambiamenti c'è stata l'introduzione della prestazione universale. È una sperimentazione, anche questa, è una sperimentazione che è definita per gli anni 2025 e 2026, poi si vedrà come eventualmente che sviluppi avrà, e proviamo a circoscrivere un po' l'ambito. Abbiamo già detto, lo ripetiamo, è una prestazione universale che ingloba, nel caso appunto venga riconosciuta la persona, ingloba al suo interno la indennità di accompagnamento. È fatta di due componenti, questa è la slide numero 2, è fatta di due componenti che sono, qui ripartiamo con i requisiti, va bene, lasciamo pure i requisiti. Allora, per dare correttamente il perimetro, occorre che la persona interessata alla prestazione universale abbia almeno 80 anni di età e che quindi nella nuova definizione è una persona cosiddetta grande anziana. Questo è il primo paletto fondamentale. Un altro paletto di indicatore socio-economico, che è l'ISEE, non superiore a 6.000 euro, e deve versare nella condizione di avere un bisogno assistenziale specifico in condizione gravissima.
Chi è che Queste sono definisce le questa? considerazioni Allora, principali. aspetti un secondo che la interrompo. ISEE, e quindi bisogna fare l'ISEE e commentavamo prima fuori onda 6.000 euro. La casa di proprietari entra nell'ISEE? Sì. No, sì, scusa. Sì, Sì, rientra sì. nell'ISEE. Quindi chi ha 85 anni, gravissimo, eccetera, ma ha una casa, un piccolo appartamento in proprietà, anche se vecchio, vetusto, eccetera, difficile che rientri in questi 6.000? Certo, quindi 6.000 è una soglia molto bassa e quindi già questo restringe ulteriormente il campo di intervento. Perfetto. Ma Altra a mio cosa, aspetti avviso, che prima di fare andare avanti, gravissimo, cosa vuol dire gravissimo? Chi è esatto, che attesta la gravità? ecco, io volevo arrivare a questo proprio perché il tema deve essere affrontato purtroppo con dei termini e con le giuste e rigorose attenzioni. Innanzitutto io volevo ripetere e ribadire un concetto, perché qui i titoli dei giornali sono stati anche fuorvianti, se volete, perché qui non parliamo di un bonus anziani, non parliamo di una prestazione erogata come ci è capitato in altre fasi e basta un clic su un portale e otteniamo la prestazione. Qui dobbiamo essere molto seri, molto precisi nell'affrontare la situazione che quella famiglia si trova eventualmente a gestire. Qui parliamo di assistenza a persone anziane in casa propria, quindi con un'assistenza domiciliare, Ah, e stiamo domiciliare. parlando, sì, sì, e stiamo parlando di situazioni che sono estremamente gravi. A me spiace perché non abbiamo fatto volutamente un cartello, una slide elencando le prestazioni che sono per le quali si considera la condizione di disabilità gravissima. Questa cosa è uscita con un decreto a fine anno 2024 ed è quello sul quale stiamo muovendo i primi passi. L'INPS è uscita con una prima circolare applicativa, rimanda ad altri interventi perché ci sono tanti aspetti ancora non chiari sulla gestione, però me l'ha chiesto, devo andare al sodo della questione, vi leggo alcuni degli 8 punti fondamentali delle situazioni di disabilità gravissima. La prima è che la persona si trova in condizione di coma o stato vegetativo. Ah, Poi c'è tutta una serie di declinazioni. Esattamente. ah, Ripeto, mi spiace perché qui parliamo a persone e a famiglie che sono in situazioni davvero difficili e che davvero hanno bisogno di sostegno e di aiuto. sì. Qui la situazione riguarda persone in condizioni di coma, oppure persone dipendenti da ventilazione meccanica, assistita e non invasiva continuativa, oppure persone con grave o gravissimo stato di demenza, oppure persone con gravissima compromissione motoria. Andando a una considerazione finale, perché l'elenco non è molto lungo, ma questo è l'ambito di cui stiamo parlando, persone con diagnosi di grave ritardo mentale, oppure ogni altra persona in condizioni di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni complessivi derivanti dalle condizioni psicofisiche. Quindi, in conclusione, è da considerarsi persona con disabilità gravissima chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l'interazione della quale assistenza, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte. Quindi capite perché la nostra, come dire, sottolineatura della gravità della questione e della limitazione che viene data a questa prestazione che non ha solo il titolo di universale, ma che nella sostanza si rivolge a pochissime persone, con ulteriori passaggi che adesso pure Certo, allora adesso affrontiamo. io lo Quindi, interrompo un attimo, maturiamo quanto ha detto, andiamo un brevissimo break, perché questi aspetti sono importanti. Questi aspetti che lei ha menzionato sono gli 8 punti, sì, giusto? certo, Perfetto. sì, certo, certo. Benissimo, tra poco. Allora, tornando a noi, direttore, ci ha menzionato ed è stato utile comunque i requisiti di bisogno assistenziale gravissimo. Riflettevamo un po' fuori onda che effettivamente basta uno stato di demenza e purtroppo l'Alzheimer per compromettere l'autonomia della persona e avere necessità H24 di un supporto.
Proseguiamo, leggo però un messaggio, ma se è difficile ottenere questo contributo, perché l'hanno fatto? Perché è sempre così tutto difficile e poco chiaro in Italia? Secondo me c'è una volontà. Risposta politica? Assolutamente sì, abbiamo detto prima, il tema della non autosufficienza è un tema che diventerà sempre più importante nei prossimi anni e su cui, volenti o nolenti, dovremmo decidere di investire di più di quanto non si investa oggi. Questa scelta che è stata fatta è invece una scelta che vuole mantenere inalterato quella che è la spesa ed è per questo che è stata resa difficile, complicata e che sostanzialmente non cambierà le condizioni del 99% delle persone non autosufficienti. Certo. Direttore, passo a lei la parola che l'avevo portata via prima, prego. Nessun problema. A questo punto ripeto brevemente il perimetro dentro il quale occorre stare. Dentro quel perimetro abbiamo già detto di quali sono le condizioni gravissime. Quindi è una persona che ha almeno 80 anni, che ha già la titolarità o può avere diritto comunque alla indennità di accompagnamento, che significa già di per sé un 100% di invalidità civile con delle limitazioni importanti dell'autonomia, della capacità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita. Quindi, però abbiamo detto che la sola titolarità dell'indennità di accompagnamento non è sufficiente, occorre versare in condizioni di gravissima bisogno assistenziale. Detto questo, naturalmente indicando che proprio per la serietà dell'analisi che occorre fare su questo tipo di prestazione, i nostri uffici del patronato, del sindacato pensionati, dello SPI, come poi ripeterà anche Ugo, sono a disposizione per aiutare e indirizzare le persone a comprendere come muoversi in questo ambito, tenendo conto che ci sono ulteriori questioni. Allora, la indennità, la quota integrativa, che è di 850 euro, salvo revisioni addirittura al ribasso, a seconda della disponibilità delle risorse, quella quota lì serve a remunerare il costo del lavoro per le persone appunto che sono Sì. utilizzate per la cura e l'assistenza o per acquistare servizi destinati al lavoro di cura e di assistenza. Queste spese che vengono affrontate devono essere peraltro rendicontate con una cadenza trimestrale e su questo aspetto la norma indica questo percorso, ma nella realtà, nella pratica operativa, ci mancano ancora gli strumenti per conoscere come poi andremo a fare questa operazione. Ma prima ancora occorre rispettare altri paletti. E ripeto, bisogna che su questo poi eventualmente le situazioni, le famiglie interessate si confrontino con chi come noi si occupa di queste materie, perché ci sono altri elementi in gioco. Uno dei più critici che a me pare importante sottolineare è che nella norma, e qui si sottolinea la volontà in qualche maniera di rendere davvero difficile il tutto, è detto che il contratto stipulato con la badante, con l'assistente, con la persona appunto che svolge i lavori di cura presso il domicilio della persona ammalata, deve avere un contratto di lavoro, secondo le caratteristiche previste dal contratto nazionale, stipulato dall'ammalato stesso, a firma dello stesso ammalato. Ora, se voi facciamo 1 più 1 e mettiamo insieme la condizione di gravità assoluta nella quale si trova, dico solo il primo, la persona che sia in coma, e che si pretenda che il contratto sia firmato da quella persona stessa, mi pare un po' difficile. È molto più facile che i contratti di lavoro siano stipulati dai familiari, dai figli, da chi è intorno a una persona che versa in queste condizioni. Quindi già questo crea un ostacolo e un dubbio al quale non abbiamo in questo momento la risposta e quindi stiamo anche attendendo chiarimenti da questo punto di vista. Questo è l'ambito insomma complessivo. Ma un'altra cosa che a me lascia molto così, c'è un altro messaggio, ma 6.000 euro ISE sanitario mi sembra allucinante. Ditemi che se uno che ha 10.000 euro ISE è ricco o abbiente, ma in che realtà parallela vivono questi che fanno le leggi? Chiedo un telespettatore. Ma io le chiedo questo perché voi nella slide 6 scrivete una cosa che deve destare molto allarme, a parte il discorso che tu lei della firma, che decadono gli altri contributi territoriali. Cioè una volta se uno sceglie o anzi richiede la prestazione universale, i contributi territoriali decadono.
Esattamente così. Qui bisogna appunto che le persone che eventualmente fanno questo tipo di richiesta siano consapevoli che rinunciano agli altri contributi nelle forme che sono attualmente erogate e che non sono neanche queste del tutto chiare o elencate. Vero è che l'eventuale scelta della prestazione universale che porta con sé la rinuncia agli altri tipi di interventi a livello territoriale e locale, la scelta può essere reversibile. Quindi se io sono andato in una strada e poi per qualche motivo appunto non posso anche tornare indietro, però è vero che non è una questione, una prestazione universale che si aggiunge o si somma a quanto eventualmente Chiaro, stabilito da un è welfare in locale, ma o. va in sottrazione o questo o quello, Certo, esattamente. chiaro. Guardiolo, abbiamo anche dei numeri che sono preoccupanti perché voi date proprio delle cifre ben chiare. Pochissime le risorse, 250 milioni di euro nel 2025, qui abbiamo la slide 4 Sì. che dice, eccolo qua. E, però la cosa importante è quella che dicevo prima, cioè sono 250 milioni di euro nel 25 e 250 milioni di euro nel 26 perché appunto è in fase sperimentale, ma non sono fondi nuovi, sono fondi dirottati da fondi già esistenti in questo ambito, quindi semplicemente sono stati spostati da altre voci che riguardavano sempre la non autosufficienza. E sono pochissimi i destinatari, e vediamo qua la slide 5. Noi abbiamo fatto una disamina per quanto riguarda il Veneto. In Veneto ci sono 336.000 anziani oltre i 65 anni. Perché lo dico? Perché la legge Non autosufficienti, non autosufficienti. istitutiva non parlava solo dei grandi anziani, ma parlava degli anziani in quanto tale, quindi dei 65 anni. Sono 97.000 i beneficiari di indennità di accompagnamento. In realtà, solo rimanendo oltre gli 80 anni, sono 76.000 i beneficiari dell'indennità di accompagnamento. Di questi 76.000, 17.000 sono in quelle condizioni che abbiamo detto, cioè di situazioni gravissime, bisogno assistenziale gravissimo, ma secondo i nostri calcoli di questi solo 1.760 avranno diritto a questa indennità universale. Quindi in qualche maniera quello che vogliamo dire noi è che siamo assolutamente a disposizione con i patronati, come sindacato pensionati, come CAF, per aiutare le famiglie anche su questa vicenda. Però sul piano politico, per quanto ci riguarda, questo è non solo totalmente insufficiente, ma è di fatto uno svuotamento di quella che era la legge di cui parlavamo prima, cioè la legge sulla non autosufficienza. I titoli ci sono stati, sembrava un anno fa, quando è uscito il decreto, che questa prestazione fosse appunto universale, poi vista nel concreto non solo non è così, ma si fa propaganda, come diceva l'ascoltatore da cui ho visto il messaggio, se non ho capito male, Sì. si fa propaganda sulle sofferenze delle persone, sulle difficoltà delle persone. Quindi questo è il tema, Quindi vero. la cosa importante è comprendere bene, quindi andare appunto all'Inca per capire se vale la pena oppure no a fronte dei contributi, della somma dei contributi regionali, della situazione in cui si versa, dell'ISE, soprattutto del proprio Sì, caro. sapendo che giustamente quello che diceva Roger prima, nel momento in cui si decide di presentare domanda per la prestazione universale, si fa anche la rinuncia alle prestazioni, diciamo, altre che si hanno. Anche su questo è aperta una diatriba perché se non vado errato, seguendo il decreto di fine anno e la stessa determinazione dell'INPS, in realtà la persona deve rinunciare preventivamente diciamo, alle prestazioni che ha, mentre noi al tavolo fatto con la sottosegretaria abbiamo posto almeno un tema, e cioè
almeno fate in modo che le persone siano in grado di verificare se gli viene assegnata la prestazione universale, se gli conviene oppure no, e la rinuncia la faccia dopo, non prima, perché davvero esatto. si è creata una condizione che per quanto ci riguarda è paradossale. A fronte di questa situazione che cosa pensate di fare e che cosa consigliate alle persone che premesso che possono avere queste ISEE, perché sennò è neanche meglio guardarla? Esatto, allora noi vogliamo intanto fare chiarezza, questa trasmissione è tra le altre cose serviva proprio per questo, per dire alle famiglie e alle persone interessate: guardate che questi sono i requisiti e questo è quello che casomai vi aspetta. La seconda cosa, il nostro patronato, i patronati sono evidentemente a disposizione per dare tutte le informazioni e mettere tutti nella condizione migliore per poter scegliere, ma poi sul piano invece politico continuano le nostre mobilitazioni per fare sostanzialmente due cose. Abbiamo fatto un comunicato stampa unitario anche ieri con gli amici di CISL, perché crediamo che questa prestazione non sia risolutiva dei problemi che ci sono, lo diciamo a livello nazionale e lo diciamo anche a livello della regione del Veneto, e vi devono essere fatti altri interventi che davvero vadano sul versante di dare un aiuto alle persone e alle famiglie. Stiamo parlando delle persone più fragili, certo, delle persone che sono davvero in grande difficoltà. Nel caso di persona... in un momento in cui anche dal punto di vista emotivo le persone sono fragili, sia chi è direttamente interessato e sia quelli che sono i familiari. Certo, questo chiedo l'ultima battuta al direttore dell'INCA a proposito della firma. In caso di persona sola, completamente sola, che magari ha qualcuno che si occupa di lei, per questa firma ci possono essere, cioè il delegato di firma può farla? Magari... Molto spesso in questi casi qua possiamo avere a che fare con un amministratore di sostegno che eventualmente è la persona che a norma di legge può appunto sostituirsi all'interessato, però anche questo è un aspetto, anche questo delicato da affrontare, perché potremmo avere, come capita, come ci è già capitato anche nelle richieste che abbiamo fin qui incontrato, il fatto di persone che sono davvero a casa, domiciliate a casa propria, assistite a casa propria, e che comunque non hanno avuto modo, non hanno avuto bisogno in qualche modo di intervenire su quel versante, e quindi questo apre anche un fronte ulteriore di necessità sul fatto di, per avere una corretta tutela, di intervenire nei giusti modi per affrontare la questione di chi firma al posto della persona che si trovi in una di quelle condizioni che abbiamo descritto prima, insomma. Certo. Quindi anche questo è un tema delicato che va affrontato caso per caso. Volevo permettermi di dire, vista la situazione di serietà, con il giusto rispetto e la giusta attenzione proprio a queste situazioni di sofferenza e di difficoltà nelle quali evidentemente c'è l'ammalato e c'è la famiglia che è intorno, insomma. Grazie. Allora la ringrazio veramente Roger De Pieri, direttore dell'INCA del Veneto, settore previdenza della CGIL, di essere stato qui con noi, di averci illustrato molto chiaramente, mi sembra, insomma, questa prestazione universale. Grazie come sempre Ugo Giollo, segretario dello SPCGL del Veneto. Voi se avete delle perplessità, grazie segretario, delle perplessità, dei dubbi, chiamate le sedi dello SPCGL presente sul territorio, fissatevi un appuntamento, andate a farvi controllare la pensione, perché magari ci sono dei soldini che vi spettano e che se non li domandate, non li chiedete, non vi arriveranno mai, e che quindi possono comunque già quelli dare un aiuto importante. Poi la valutazione verrà fatta appunto dall'INCA se conviene oppure no fare domanda di questa prestazione universale qualora ci fossero i requisiti. Buon proseguimento, grazie.